La Regione lo mette come priorità, quindi ci saranno fondi propri, ma abbiamo anche dei fondi delle associazioni di categoria che hanno visto con grande approvazione questa idea. La copertura finanziaria per realizzare il progetto c'è e in caso di vittoria del centro-sinistra alle elezioni regionali, tra i punti focali del programma di governo del Veneto ci sarà l'integrazione delle buste paga dei giovani neoassunti durante il primo biennio lavorativo. 500 euro al mese in più agli apprendisti degli ITS e 600 ai neolaureati magistrali. Giovanni Manildo ha lanciato la prima delle 7 azioni strategiche al centro del programma elettorale del centro-sinistra dal polo universitario di Via Torino a Mestre. Dobbiamo dare dei motivi per cui i ragazzi rimangano e siano felici di costruire un futuro in Veneto, e è fondamentale, in accordo con le associazioni di categoria, abbiamo proposto questa idea della retribuzione d'ingresso, quindi un'integrazione alla retribuzione che i ragazzi avranno finito il loro percorso formativo. Manildo l'ha definito una misura sostenibile e potente che permetterà a un neolaureato di passare da una retribuzione media di poco inferiore ai 1.500 a circa 2.000 euro, un incentivo reale a restare e investire in Veneto le proprie competenze. Il Veneto dal 2011 è stato stimato che sono andati via circa 48.000 giovani in modo stabile, che è praticamente come se sia scomparsa la città di Belluno. Oltre al contratto d'ingresso, il centro-sinistra ha in programma un piano casa per giovani e lavoratori con alloggi accessibili e canoni calmierati. Agevolazioni anche per il trasporto pubblico e nidi progressivamente gratuiti, come già sperimentato con successo a Vicenza. Viene molto sentito il fatto che i ragazzi se ne vadano, anche dal punto di vista della concorrenza. Qualche imprenditore molto importante mi ha detto: provo una grande avversità al fatto che noi investiamo tantissimo nel capitale umano e i ragazzi, poi questi vanno a lavorare dei miei concorrenti. Quindi c'è un tema sia sociale che economico alla base di questa misura.